Eccoci qua a Vidor con il riconfermato sindaco Albino Cordiali, un successo schiacciante quello della lista Insieme per Vidor sostenuta dalla Lega Nord Liga Veneta, un successo che sfrutta un po' anche l'operazione traino di Luca Zaia, riconfermato anche lui governatore del Veneto come Cordiali confermato sindaco di Vidor. Sì, certo, diciamo che il sentore in questi giorni era buono, diciamo, a mio favore. Sicuramente anche con il traino di Zaia è dato un punto in più, sicuramente qualcosa in più. E questo devo anche ringraziarlo, anzi l'ho già ringraziato stamattina e quindi ho già concluso, diciamo, questa campagna così. Pensavo un bel risultato, un buon risultato, però non proprio così schiacciante. Adesso vediamo cosa succederà in questi giorni. Ecco, un successo schiacciante, ha pagato, Sindaco, la buona amministrazione di questi 5 anni passati? Sì, sicuramente abbiamo fatto 5 anni veramente di lavori e di impegno da parte di tutta la squadra, che anzi li ringrazio tantissimo perché veramente era un gruppo veramente favoloso, che abbiamo lavorato sempre in sintonia e insieme senza mai discutere di tanti problemi perché avevamo tutti lo stesso scopo. Fare di Vidor qualcosa di diverso, fare i progetti soprattutto, e quindi abbiamo lavorato benissimo e sono felicissimo di aver avuto questa squadra e questi compagni di lavoro, e quindi che sicuramente abbiamo fatto tantissime cose, tantissimi progetti, e li abbiamo anche portati a termine alcuni, altri sono in corso, però sicuramente li porteremo a termine con questa nuova squadra. Ecco, il primo progetto che si ritroverà domani mattina sulla scrivania del municipio. Beh, sicuramente il primo progetto è la scuola media che è già in corso di costruzione, poi c'è la palestra e poi ci sono altri due progetti, uno ambizioso che è la nuova viabilità a destra e a sinistra Piave, che sicuramente darò una maggior spinta anche verso la regione, visto che Zaia mi ha aiutato ma mi deve aiutare anche in altre cose, quindi sicuramente dopo anche la rotatoria di Vidor queste sono le cose più sensibili che il paese sente e ha bisogno di avere. Ecco, parlava prima di squadra, ha già in mente una squadra, la squadra che lo affiancherà nei prossimi 5 anni? No, attualmente non ho nessun nome ancora da fare la giunta, non ho deciso niente perché nella mia squadra non dico mai niente, non faccio promesse a nessuno finché non ho i risultati in mano, perché devo lavorare anche sul territorio, ci sono 3 frazioni, quindi devo anche vedere come distribuire gli uomini e quindi in base a questo anche le preferenze valuterò in questa settimana sicuramente. Bene, grazie ancora al riconfermato sindaco Albino Cordiali e congratulazioni. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Eccoci qua ai seggi di Vidor con lo sfidante, lo sconfitto Egidio Costa della lista civica Prima Noi. Costa, quali le cause di questo successo schiacciante da parte del sindaco uscente Cordiali? Ma non siamo riusciti a far passare il nostro messaggio, il messaggio non è stato recepito dalla cittadinanza. Detto questo, la mia intenzione è comunque di far crescere i giovani della nostra lista per cercare di creare una classe politica, un ricambio generazionale anche a me stesso, e comunque faccio i complimenti ai vincitori, al sindaco Cordiali, e ringrazio di cuore sentitamente tutti quanti i componenti della mia squadra che in questo ultimo mese hanno corso per me. Ecco, parlava di ricambio generazionale, di giovani, quali le prospettive anche a livello di progetti che vi sentirete di appoggiare nei prossimi 5 anni? Quali le vostre prospettive consigliari? Ma in prospettive consigliari è quello di creare tra gli under 30 un senso civico, cominciare a far capire qual è la politica, i valori della politica, i programmi, i progetti. Oggi non sta a me dirti o dare dei suggerimenti su quali saranno le nostre tematiche che porteremo in Consiglio Comunale come minoranza. Vogliamo far crescere i giovani, questo sicuramente. Grazie a Egidio Costa e auguri di buon lavoro. Grazie a voi, grazie ancora.